Sesta corsa, bellissimo confronto per cavalli di 4 anni di alto livello, un mini gran premio. Sono in 8 dietro le ali dell'Autostart dopo il forfait di Follia Wind. All'1 Fatima 3B di P dell'Annunziata, 3 Fragola di No Marco Stefani, 4 Finance Lady Par Francesco Facci, 5 Flicca Roberto Vecchione, 6 Falco dell'Est Antonio Di Nardo, in seconda fila 7 Faramira S Lorenzo Baldi, 8 File K Pietro Gubellini, 9 Faberge B Maurizio Cheli. Start che ha raccolto i concorrenti con cautela. Faramira S dal 7. Partiti. Velocissima Flica che prova a scavalcare Fragola di No e ci riesce. All'esterno Falco dell'Est che va a chiedere strada con Flica al comando. Falco dell'Est che si presenta in progressione, in corda è partita bene Fatima 3B che confina all'esterno Fragola di No. Poi ancora File K che è terzo in corda con accanto Faberge B, Faramira S e Finance Lady Par sono in coda. 15:02 il lancio e come prevedibile ha ottenuto il via libera Falco dell'Est dalla compagna di training Flicca. E ora guida a ritmo molto blando, 30,5 i primi 400 metri di corsa. Sulla piegata di sinistra Falco dell'Est è comodo in vantaggio. All'esterno c'è Fragola di No, in corda rimane Flicca, poi Fatima 3B, seconda pariglia esterna per Faberge B che precede Finance Lady Par. Si viene al passaggio davanti alle tribune con Falco dell'Est sempre in vantaggio, Fragola di No all'esterno, in corda Flicca, poi Faberge B, quindi Finance Lady Par è chiuso quarto in corda uno dei favoriti, ovvero File K. Viaggia sul piede l'1:17, File K riesce a trovare una terza pariglia prima di galoppare, chilometro in 1:16,6, in vantaggio Numero Falco 8, dell'Est, File all'esterno K, Fragola di No, in squalificato. corda Flicca, poi Faberge B, quindi ancora Fatima 3B a 450 dalla conclusione, Falco dell'Est che prova ad accelerare, 14 la retta di là, 1:36, 1200 metri iniziali, Falco dell'Est che prova la fuga da Flicca, Fragola di No, Faberge B, Fatima 3B, quando siamo all'imbocco dell'addirittura d'arrivo, Falco dell'Est in chiara evidenza nei confronti di tutto il resto della compagnia, Falco dell'Est in vantaggio nei confronti di Flicca che prova a ritornare, Falco dell'Est in chiara evidenza su Flicca, Falco dell'Est viene a vincere netto nei confronti di Flicca, al terzo posto Faberge B. 28,7 ad arrivare, 1:14,2 il ragguaglio cronometrico per il successo di Falco dell'Est. Antonio Di Nardo e Gennaro Casillo ancora una volta sul gradino più alto del podio, questa volta per i colori del signor Vivaldo Estratti. La vittoria del figlio di Sceicco in percorso di test ottiene il via libera da Flicca e stacca nel finale. La stessa Flicca poi è preda dell'attacco di Faberge B che lo copre completamente sul palo, è molto stretta tra i due, bisognerà andare dal giudice d'arrivo. Il successo è indiscusso per Falco dell'Est, mentre è strettissima per il secondo posto tra Faberge B, finito fortissimo all'esterno nei confronti di Flicca, i due perfettamente apparecchiati, bisognerà andare dal giudice d'arrivo.